Uno spicchio di biosfera dalle Alpi alle foreste tropicali, tutto sull'Appennino Ligure. È il Giardino Botanico Montano di Prato Rondanino, che ha accompagnato la fioritura delle sue orchidee montane, uno dei tesori della straordinaria collezione botanica sui 6.000 metri quadrati di questo piccolo regno della biodiversità, con un'esposizione di rare orchidee tropicali, acquerelli, foto naturalistiche, interventi di esperti. L'orchidea simbolo del giardino, area protetta del sistema regionale affidata alla provincia di Genova con la gestione del gruppo Ligure Amatore Orchidee, è la rara Scarpetta della Madonna, il Cypripedium calceolus, alpina, capace di ambientarsi in questa zona a 750 metri di quota e dove l'inverno il termometro sfiora i -20. Abbiamo cominciato con le orchidee, con una delle orchidee più rare, il Cypripedium calceolus, che vive sulle Dolomiti. Poi ci siamo procurati tutte le altre specie di Cypripedium che vivono in tutto il resto del mondo, sempre in regioni alpine e montane. Il Cypripedium regine, che è del Canada, che quello fiorirà tra una quindicina di giorni. Là in fondo abbiamo il Tibeticum, che è bellissimo, che è invece fiorito da una ventina di giorni, quindi anche lui poi sta finendo. E poi ce ne sono degli altri che stanno venendo fuori. A Prato Rondanino, sull'Appennino di Campoligure e Masone, sono stati ricostruiti anche ambienti montani, stagni, habitat rocciosi, boschi e prati, che ospitano oltre 400 specie da tutto il mondo, alcune rare o a rischio di estinzione. All'interno del giardino ci sono habitat rocciosi che provengono sia dalle nostre Alpi ma anche dai Pirenei, e da tantissime, dall'isola, come dicevo, di Formose. Ci sono poi delle piante anche particolari come i fossili viventi, cioè piante che sono rimaste tali e quali a milioni di anni fa. La Vollemia nobilis è la pianta forse più rara e preziosa al mondo, considerata estinta, se ne conoscevano solo fossili di 90 milioni di anni fa, è stata riscoperta nel Blue Mountains australiane e accanto al primo esemplare a Prato Rondanino ne è già nato un altro. Ad ammirarli, con tutti i tesori botanici del giardino, arrivano in molti, anche dall'estero. Il giardino è anche sui principali siti della rete dei parchi, per cui certe volte abbiamo anche delle persone che provengono dall'estero, anche da lontano, che mai pensavamo potessero venire a vedere anche le nostre zone, soprattutto questa oasi naturalistica che è veramente un fiore all'occhiello della provincia stessa. Ospiti d'onore a Prato Rondanino, magnifiche orchidee tropicali in mostra mercato. Ce ne ha parlato uno dei massimi esperti in Italia, che coltiva e ama questi fiori straordinari, come l'Unicidium papilium, che scatenò la passione degli inglesi. Una pianta molto importante, l'Unicidium papilium, perché è un'orchidea che ha una storia, oltretutto, perché è un'orchidea che ha dato origine all'orchimania nel 1800 in Inghilterra, che diventavano amati per orchidee spendendo cifre folli. E molte orchidee amano il clima di montagna e vivono sino a 3.000 metri di quota. Nelle zone tropicali dove vivono, la maggior parte vivono intorno ai 1.000 metri d'altezza, che sono quelle temperate. Poi ci sono proprio quelle di montagna che vivono sulle Ande oppure nelle montagne asiatiche, e quelle sono piante che hanno bisogno di notti fresche, non al gelo, ma in un ambiente fresco di notte, cioè non troppo riscaldato di notte. E ce n'è tante, direi che sono forse anche le più belle. Altre informazioni su Prato Rondanino cliccando su questo sito.